Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questa edizione del tardo pomeriggio di infofriulitv.net. Apriamo subito con la cronaca per un grave incidente stradale, come potete vedere dalla telefoto che gentilmente ci è stata inviata dal gruppo 6 di Zoppola Se. Incidente mortale poco prima delle 12 a Castions, lungo l'ex strada provinciale 6 nel tratto che porta verso Domanins. Per causa al vaglio dei carabinieri si sono scontrate una vettura e una motocicletta. Ad avere la peggio sono stati un uomo e una donna in sella alla due ruote. Ha perso la vita purtroppo una donna di 42 anni di Pordenone, Chiara Temporale, mentre l'uomo alla guida, Andrea Portolan, 52 anni di Fiume Veneto, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine. Rimasto ferito invece il conducente della vettura. Si tratta di un uomo di 62 anni residente a San Giorgio della Richinvelde, trasportato in ambulanza a Pordenone. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al tagliamento, i rilievi da parte della polizia stradale di Spilimbergo insieme ai carabinieri della locale stazione. In mattinata, sempre in provincia di Pordenone, si è verificato un altro incidente, uno scontro tra auto e moto, questa volta a Caneva. Ad avere la peggio un centauro che è stato ricoverato a Udine in prognosi riservata. Anche in questo caso i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la bonifica della sede stradale. Andiamo in Borgo Stazione per dire che nell'ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio effettuati nella zona di Borgo Stazione a Udine e più in generale nel quartiere delle Magnolie, anche a seguito degli esposti dei residenti, nonché sulla scorta delle indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, l'attività di prevenzione svolta ha riguardato in modo particolare gli esercizi pubblici ubicati nella zona, spesso i quali sono state ripetutamente controllate persone gravate da precedenti penali, la cui abituale presenza spesso, dopo aver assunto smodatamente bevande alcoliche e non solo, contribuisce al proliferare di situazioni pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica che hanno provocato un sensibile aumento del livello di allarme sociale dei residenti. Va segnalato che 3 esercizi pubblici del quartiere delle Magnolie sono stati momentaneamente chiusi per vari problemi legati non solo all'ordine pubblico. Andiamo a chiudere con lo sport, perché oggi seconda tappa del Giro Rosa in Friuli Venezia Giulia. Anna van der Breggen, sempre più padrona del Giro Rosa, la fuoriclasse olandese lascia via libera alla sua compagna di squadra, Ashley Molan, nel trionfo in vetta al Monte Mataiur nella tappa che era partita da Feletto Umberto, controllando senza batter ciglio la tappa. Nell'erta finale si vede sfilare tutte le avversarie e arriva assieme all'altra sua compagna di team, Demi Vollering, a 1,36 dalla vincitrice di giornata. Buon quarto posto di Marta Cavalli. Domani ultima tappa da Capriva del Friuli a Cormons con il circuito del Collio sul versante friulano che ripercorrerà in parte la tappa del Giro d'Italia maschile dello scorso maggio, circuito come detto finale, poi assegnazione della maglia rosa che rimarrà sicuramente nelle spalle dell'olandese. E con questo è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Ulteriori news sul nostro sito www.friulitv.net. Buon pomeriggio a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.